L'azienda sanitaria del Veneto Orientale investirà per la prossima estate oltre 5 milioni di euro per potenziare l'assistenza sanitaria nelle località turistiche. In ogni comune del litorale, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti, verranno ampliati i servizi di medicina turistica e i punti di primo intervento con nuove ambulanze e ambulatori. Le misure includono anche l'assunzione di interpreti, ai quali si aggiungono servizi telefonici in 120 lingue per facilitare la comunicazione con i visitatori stranieri. Con il potenziamento dei nostri servizi nei 5 punti di primo intervento e negli ospedali garantiamo, prendendo anche i dati del 2024, oltre 60.000 accessi nei punti di primo intervento e pronti soccorsi aziendali, più di 1.400 prestazioni negli ambulatori di medicina turistica, decine di migliaia di codici minori, codici bianchi, 2.000 trattamenti dialitici per pazienti cronici che arrivano alle nostre spiagge, il tutto con un impegno rapportandolo a risorse umane che è pari a circa 200 persone che ogni anno gestiscono l'attività turistica su tutto il litorale, che sono in più rispetto alle risorse che utilizziamo per i nostri residenti. L'obiettivo complessivo è garantire una risposta rapida ed efficace per problematiche di lieve entità, evitando il ricorso al pronto soccorso e assicurando così l'assistenza sia ai turisti che ai residenti. Soddisfatti i sindaci con maggiore affluenza di turisti come Jesolo e Cavallino Treporti. L'elevato standard di qualità dei servizi dei nostri punti di primo soccorso e in generale della sicurezza sanitaria nei nostri territori è confermata e è probabilmente uno dei motivi per cui molti turisti, soprattutto di origine straniera, sappiamo quanto è importante nei mercati tedeschi la sicurezza sanitaria, ci scelgono. Dà risposta ai nostri residenti, che per me è un aspetto fondamentale, e anche agli ospiti, che è altrettanto fondamentale. Abbiamo un dato quindi numerico importante, non diamolo per scontato, perché noi siamo delle realtà a fisarmonica e quindi intervenire ed essere efficienti nel garantire i servizi diventa fondamentale.